Puntano le fiche, parlano, maneggiano contanti al tavolo verde come semplici appassionati, ma non sono semplici appassionati. Casino di Venezia. Quelli filmati dalla Guardia di Finanza sono imprenditori abruzzesi e affiliati dei casalesi che stanno ripulendo soldi sporchi approfittando della casa da gioco, totalmente estranea alla vicenda, e nel frattempo trovano accordi per spartirsi la torta della ricostruzione dell'Aquila post-terremoto. Gli imprenditori e i camorristi incastrati dalla procura abruzzese erano soliti ritrovarsi proprio a Venezia per discutere dei loro affari illegali. Un passo indietro, 3 giorni fa, a Mestre un blitz porta in carcere il boss mafioso Vito Galatolo, che gestiva i suoi affari illeciti siciliani direttamente dal suo appartamento in centro. Un altro passo indietro, al 2011, l'operazione Serpe consente ai carabinieri di smantellare nel Padovano una organizzazione di stampo camorristico che prestava denaro a usura con tassi del 180%. Vittime piccoli imprenditori, commercianti e albergatori. Il rapporto elaborato dalla Università degli Studi di Milano e presentato a Torino alla Commissione parlamentare antimafia traccia una mappa delle cosche che prosperano sempre di più negli hinterland del nord Italia. E la mafiosità in Veneto è in ascesa, soprattutto nei piccoli paesi dove il controllo delle forze dell'ordine non può essere capillare, in particolare nella Marca Trevigiana, nel Veronese e nel Veneto orientale. La provincia non è più un territorio, come dire, isolato rispetto alle grandi città, anzi forse nella provincia si possono trovare degli spazi di reinvestimento e di dislocazione delle mafie, come già diceva Pisano, che è l'ex presidente della Commissione antimafia, quando venne a Venezia e disse: qui le mafie vengono a dislocare. Nelle periferie, dice il rapporto, è possibile costruire estese e solide reti di lealtà e omertà. In questo quadro il nord-est si distingue per una maggiore presenza della camorra. Non c'è ancora il fenomeno della colonizzazione, ma l'economia imprenditoriale in crisi è come miele per le api. Ovviamente se le banche stringono il cordone è chiaro che a questo punto l'artigiano che è in difficoltà deve ricorrere a altri canali, quali quelli purtroppo dell'usura. Noi se riusciamo a captare che c'è una difficoltà importante cerchiamo di aiutarli col sistema bancario, mettendoli in guardia dai facili accessi al credito che hanno sempre qualcosa, un trucco, qualcosa di nascosto, però non è facile. Il Veneto è la quinta regione al nord per arresti di stampo mafioso e beni confiscati alle cosche. Per ora il sistema imprese regge ancora la pressione, ma fino a quando? E il rischio è che ci sia il salto dalla infiltrazione nell'economia alla infiltrazione nella politica. Qui abbiamo detto e lo ribadiamo, non attendiamo che venga sciolto un comune per mafia. Affari sporchi in una regione che deve fare i conti anche con altri sistemi illegali. Lo diceva un anno fa il magistrato veneziano Roberto Terzo, uno dei più importanti avversari della criminalità mafiosa, il PM dell'inchiesta Serpe. Parole che suonano come una profezia alla luce della ultima devastante Tangentopoli veneta. Un'organizzazione criminale che controlla gli appalti, che sia composta da politici e amministratori pubblici, è pericolosa uguale come quella mafiosa, non spara, non uccide, però il controllo degli appalti ce l'ha lo stesso.